Evidentemente il parquet di Reggio Calabria porta male alla Fortitudo, che ha dovuto rimandare la festa per il ritorno in A dilettanti. Vince la Viola Reggio Calabria gara 2 della finale playoff e il successo dei reggini ci sta tutto visto lo sciagurato terzo quarto dei biancazzurri di Ciani, che hanno messo a segno soltanto 8 punti. Strano parlare di braccino corto quando si parla di una squadra che finora ha perso soltanto 4 partite. Eppure qualcosa c'è stato. Quel terzo quarto brutto lascia un tantino perplessi, anche se ci può stare. D'altronde la Viola era costretta alla gara della vita per rimanere a gora a galla. La partita dei biancazzurri è stata, così come in gara 1, bruciante, 10-0 nei primi 3 minuti. Sembra di rivedere il replay del match di 4 giorni prima a Porto Empedocle. I sostenitori biancazzurri presenti al Palasport Reggino hanno già cominciato a sognare la promozione. Reggio però piano piano si scioglie, si scrolla il terpore e comincia a tirare fuori la testa mettendo sottosopra la difesa biancazzurra. Nel secondo quarto però la Fortitudo continua la sua partita allungando a più 11, ma un break di 9-0 dei reggini complica la strada ai ragazzi di Ciani. Dopo l'intervallo lungo la Fortitudo scompare, rimane negli spogliatoi. Gli ex Emiliano Paparella, ma soprattutto Marco Caprari, prendono per mano la Viola che restringe le maglie difensive. Sotto i tabelloni i padroni di casa, sospinti da un pubblico favoloso, catturano anche le mosche. Ciani comincia ad alternare i suoi uomini, ma incredibilmente la squadra sembra spenta. Si va all'ultimo quarto con un netto più 14 per i nero-arancio. La Viola prova ad addormentare i ritmi e riesce nel suo intento, e anzi riesce pure a distanziare il Dream Team biancazzurro di 20 punti, 61-41, con 2 canestri di Agosta. Sul finire a 2 minuti dal termine accorciano Giovanatto, Birindelli e Giuseppe Anello con un canestro da 3. Ora bisogna cancellare tutto e ricominciare da capo con la bella gara 3, inappellabile, che si disputerà domenica prossima al Palamongada. Si comincia alle 18 e stavolta non ci sono appelli, chi vince approda nei dilettanti, chi perde rimane in cadetteria. Di sicuro domenica prossima al Palamongada farà caldo, molto caldo. La festa è rinviata. Che gara vedremo ad Agrigento? Intanto li ringrazio perché è stata una presenza importantissima per noi, ci dispiace non averla onorata con un successo, averli fatti festeggiare oggi, ci promettiamo di fare l'impossibile per farli festeggiare insieme a noi domenica. Mi auguro che la tentazione di vedere l'Italia in televisione non prevalga, meglio registrare quella partita ed essere in trincea con noi per questo ultimo atto della stagione. Michele Giovanatto, 2 quarti alla grande, poi la Fortitudo ha perso la retta via. Sì, come diceva il tuo collega, abbiamo avuto un grande inizio nonostante la loro pressione, poi dopo abbiamo avuto un calo di concentrazione, non so, ci sono saltati un po' i nervi, abbiamo reagito alla maniera sbagliata ad alcuni nostri errori e quindi ci si è spenta un po' la luce. Non ne facciamo un dramma, adesso ci giocheremo gara 3 in casa serenamente, tranquillamente, senza nessun problema, diciamo.